Cortina-Milano il giorno dopo l'esultanza, la festa, la gioia per una vittoria che non era affatto scontata. La Svezia era un avversario molto pericoloso, la principessa Vittoria ha fatto di tutto per raccimolare dei voti, gli ultimi voti, però poi il risultato è stato straordinario, con un distacco enorme, ha vinto Cortina e ha vinto Milano. Giochi invernali del 2026, ora tutti salgono sul carro del vincitore, tutti dicono sì, abbiamo contribuito tutti e vedi anche, ieri vedevi sul palco a Cortina esponenti di partiti che invece le Olimpiadi le hanno sempre bistrattate. A Roma nel 2000, per le Olimpiadi del 2024 e poi anche queste, bastoni tra le ruote, i soliti noti, sono sempre quelli che fanno i distinguo, criticano, tirano le orecchie, dicono che loro farebbero meglio. Il vero e unico vincitore di queste Olimpiadi si chiama Luca Zaia. Si chiama Luca Zaia, il governatore del Veneto. Era completamente da solo mesi fa, quando spingeva e sollecitava una spinta di tutta la popolazione, di tutte le istituzioni per questa grande manifestazione. I Giochi olimpici del 2026 con quello che rappresentano per quanto riguarda l'indotto, l'immagine di tutto il Veneto, ma di tutto il paese in fondo. E all'ultimo momento sono arrivati così i rinforzi, così tanto per far vedere che c'erano anche loro. Ma Luca Zaia era da solo mesi fa. Erano in molti, in Veneto e fuori, che dicevano ma cosa sta facendo, ma ha sbagliato tutto, ma non è possibile, sprecheremo altri soldi. E invece è andata, per fortuna, è andata bene. Un giornale oggi, La Repubblica, ha pubblicato miracolo. No, non è un miracolo, cari colleghi, non è un miracolo, è il frutto di un lavoro serio, puntuale, preciso, con grande determinazione, con grande dignità. E quando si fa squadra in questo territorio, in genere si vince. Si può, se non altro, si può vincere e tagliare il traguardo assieme. Che cosa rappresentano queste Olimpiadi al di là dei soldi, al di là delle manifestazioni agonistiche, del risalto che avremo in tutto il mondo? Rappresentano una spinta enorme per l'autonomia. Due regioni, la Lombardia e il Veneto, anzi il Veneto e la Lombardia, hanno dimostrato che quando si mettono assieme, quando possono lavorare da sole, senza avere tutti quegli orpelli e tutti quei lacci e quei lacciuoli che vengono infilati e stretti dalla burocrazia romana, allora si va tranquilli, si riesce ad arrivare a grandi obiettivi, a grandi traguardi. È sempre questa la lezione che ci ha dato questa storia. L'autonomia è necessaria, è indispensabile. Se si vuole arrivare da qualsiasi parte, ne abbiamo bisogno, e presto. Le Olimpiadi 2026, l'autonomia deve arrivare molto prima. La spinta adesso c'è, l'entusiasmo è enorme, questa volta forse è la volta buona.